partenza regolare per la categoria cadetti, per loro 2000 metri, quindi 4 giri del percorso, quindi circa 2300 metri, una gara importante. Bravo Gabriele! Bravo! E intanto cominciamo la partenza della gara cadetti, gara però lanciata subito forte, ripeto sono 4 giri, quindi veramente il percorso è impegnativo. Di attare un guardamento Tomasi della 5 Stelle, ma veramente non riusciamo a vedere tutti dentro le giornate, li vedremo qua però sul passaggio, li vedremo 4 volte, ripeto 4 anni. Bravo Dan, tieni con calma. Dai, tieni Luca. Come stai? Cosa? Ed eccolo qua, applausi per i primi della classe 275 davanti a tutti, è Massimo Torgare della Sfera, seguito da Vernesoni della Villazzano e poi Giovannatti della Trilatum, poi in realtà via via tutti gli altri. Eccoli qua ancora passaggi del primo giro completato dalla categoria cadetti. Ricordiamo premiazione a parte per i primi 3 alla fine proprio di questa gara e invece premiazione per tutti non partecipazione alla consegna del pettorale, quindi vedremo poi a fine di gara di questa gara cadetti le premiazioni della categoria esordienti in su. Ricordiamo che per la categoria Fulcini non era previsto giustamente in classifica perché la Fulcini non basi le classifiche. Intanto Torgare davanti a tutti, qualche metro di vantaggio sul Anesi dell'Atletica Clarina, ma ti dà l'idea come che sia gara fosse ancora da decollare, da partire. Mi sembra che ancora non tutti i partecipanti a questa gara abbiano dato ancora il massimo del loro impegno, ripeto non impegno in gara ma proprio il massimo dello sforzo, e quindi secondo me tra qualche istante avrà qualcuno che deciderà. Dai, bravi. Daniele grande. Dai, bravo Daniele, bravo. Vai. Quanti giri fanno? 3? 4. Ed ecco applausi. Dai, bravi. 20 metri di vantaggio sulla coppia Anesi e su Giovannatti. Vai così, bravo. Vai. Tiene bene la sesta posizione. Ancora ulteriori passaggi con il numero 18 Casagrande e Filippo, lasciare libero il percorso per cortesia però perché devono passare, e dopo la coppia Beccarli, Teddy e Artaumu per fare il punto della situazione, poi via via tutti gli altri atleti impegnati sul percorso. È lui. Intanto gli atleti sono sul terzo dei quarti giri, dei 4 giri previsti. Poi ne vanno fortuna che abbiamo un preparatore di atleti, come di faccia. Dai. Bravi. Allora abbiamo Torgare al suono della campanella, allungato. Dai Daniele. Daniele. L'atletica Spera e in diretta posizione del podio, poi vediamo Anesi del Clarina che sta allungando su Giovannatti e su Dai, bravo. Passaggio ancora invece di Vernesoni che è stato avvicinato in questo terzo giro da Casagrande, Villazzano e 5 Stelle, e poi ancora per l'Atletica
Rotagliana. Luca! Seguito dal fratello Attamu De Carli e poi via via così. Intanto Torre sempre lontano, Anesi cerca di staccare Giovannati che bene reagisce il portatore della Dracum, da qualche metro di vantaggio su Mirko, il bello gara per le pulizia del podio sarà decisivo come sempre in queste gare fino adesso, l'ultima, siamo alla fine di questa gara, le formazioni giovanili. Bravo! Ed ecco, applauso per Massimo Torre che se n'è andato già all'inizio, allungato sempre più e... Bravi! Una grande volata da giudicarsi sulla posizione. Vai Becco, bravo, vai! Tomasi, 5 stelle, grande sprint per il portacolori, la società posseduta nell'Isabella Covera. Daniele, dai Luca, dai! Grande, vai Daniele! Dai, sbagliare anche i nomi adesso. Poi sull'ultima salita ovviamente qualcosa ha dovuto cedere alla grande fatica del percorso e l'impegno che è stato profuso, ripeto, da tutti gli atleti. Primi tre classificati a disposizione. Dai! Perché questa l'ho già sentita. Vai Luca! Bravo, bravi, dai! Ancora arrivi per completare questa gara cadetti, vediamo l'arrivo De Carli, Attamu, impegnato su una specialità, vuoi dire, diversa dalla sua consuetudine, e poi l'arrivo ancora altri ragazzi, dopo l'arrivo del Lucro Atleta, subito la proiezione delle gare, e anche per questo Vai! Dai Alberto, ultima retta, dai! Vai! Dai Alberto, forza che è finita, bravo Alberto! Bravissimo! Guarda, tanti dici a città per l'Alberto. Stiamo avanti a sempre